Maserada, Silea, 6 sindaci della Marca firmano un'ordinanza congiunta contro la siccità, lotta agli sprechi, previste multe fino a 500 euro per chi non segue le regole. Tamponi e mascherine in ospedali RSA, firmata l'ordinanza del ministro Schillaci. Da lunedì cade l'obbligo di protezione negli spazi comuni, ma resta la discrezionalità ai direttori sanitari nei reparti, rischio caos per le decisioni delle singole strutture. Infortuni, la Marca tra le peggiori province in un Veneto già in allarme nel primo trimestre 2023. I sindacati servono controlli e prevenzione, i costruttori, tanti cantieri non in regola, vanno certificate le imprese. Deficit occupazionale, mancano 150.000 lavoratori in Veneto, 25.000 nella sola ristorazione, il grido delle categorie. Intanto a Treviso qualcuno pensa ai camerieri robot. Emergenza casa, il centro sociale Django occupa per 2 giorni una casa ATER in via Ronchese a Treviso, bagarre tra Lega e PD sul tema durante la nostra prima edizione. Era latitante da circa un anno l'ultimo capo di una banda specializzata in furti dei tir in sosta. A Mogliano l'arresto della Polizia Stradale di Venezia in collaborazione con la polizia tedesca. Dopo i vandalismi che hanno colpito le sedi delle associazioni di Dosson, ora è il momento della rabbia e dell'amarezza per un gesto che non ha spiegazioni. Moda e prevenzione in diretta su Antenna 3 stasera alle 21:15 da Cima d'Olmo, la sfilata di Amiche per la pelle, in passerella le storie, la bellezza e la forza di chi ha affrontato l'esperienza del tumore al seno. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, 6 sindaci della Marca hanno firmato un'ordinanza congiunta per quanto riguarda l'emergenza siccità. In un momento come questo è importante che i cittadini siano responsabili nell'uso dell'acqua, dice il sindaco di Breda di Piave. Quella che fino a qualche tempo fa veniva chiamata emergenza ormai è un dato di fatto. Il perdurare della siccità preoccupa cittadini e sindaci. Nemmeno le piogge dei giorni scorsi bastano a rimediare alla mancanza di precipitazioni che hanno caratterizzato la stagione invernale in pianura come in montagna. E se a livello nazionale è stata istituita una cabina di regia per la crisi idrica, a livello regionale il Veneto ha emanato uno specifico provvedimento. Ora anche i comuni corrono ai ripari. I primi cittadini di Breda di Piave, Carbonera, Maserada, Ponzano, Silea e Villorba hanno sottoscritto in accordo un'ordinanza congiunta contro gli sprechi. Nasce anche, dobbiamo riconoscerlo, dal Alto Trevigiano Servizi e Piave Servizi, che insieme hanno predisposto un documento che hanno girato a noi. Poi noi 3 sindaci ci siamo parlati perché ci sembrava giusto, condividere un documento unico. Ci si appella al senso di responsabilità dei cittadini affinché usino correttamente l'acqua dell'acquedotto esclusivamente per usi alimentari o igienici, vietandone altri impieghi. Quindi il lavaggio delle auto, quindi il lavaggio di piazzali. Certo, non è vietata l'irrigazione di orti o di piccole piantumazioni. Magari l'irrigazione del giardino, portiamo pazienza. Le piscine, perché è un altro tema importante. Anche lì abbiamo dato la possibilità alle classiche piscine per i bambini, però chiaro, uno ha una piscina acquistata che ha una certa portata piuttosto che una piscina permanente, ecco lì no, in questa situazione insomma no. Anche sulle fontane voglio fare un passaggio perché molti mi hanno chiamato, abbiamo scelto appositamente di non chiuderle, di non chiedere la chiusura, ma di cercare di attuare quei sistemi che ci sono di regolazione in modo da adeguarci a una portata che sia di 0,1 litri al secondo. Chi non osserverà i contenuti dell'ordinanza rischia una sanzione fino a 500 euro. Il provvedimento adottato dai 6 sindaci tende a essere propedeutico ad altre disposizioni comuni in occasione di particolari situazioni. Partiamo da qua per poi cominciare a condividere altri punti fermi. Diciamo che ci siamo trovati tutti quanti nel periodo invernale con il problema delle PM10, quindi delle polveri sottili, che hanno messo in discussione e anche fatto bloccare diciamo in alcune altre realtà i cosiddetti panevin, ok? Da lì noi vorremmo partire per trovarci già da ottobre a condividere delle regole comuni. Nuovo allentamento delle misure anti-Covid. Dal 1° maggio cade l'obbligo di mascherina negli spazi comuni degli ospedali. Massima discrezionalità ai direttori sanitari, pediatri e medici di base. L'obbligo di utilizzo delle mascherine resta nei reparti con pazienti fragili, addio al dispositivo invece negli spazi comuni come bar, mense, sale di stazionamento. Questo è il senso dell'ordinanza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, valida a partire dal 1° maggio per pazienti, personale e visitatori. Resta quindi la prescrizione nelle aree ad alta intensità di cura dove sono presenti soggetti anziani e immunodepressi. A identificarle saranno le stesse direzioni sanitarie che avranno ampi spazi di manovra anche nell'individuare le zone
mascherina free. Prevale la massima cautela poi negli hospice, nei centri riabilitativi e nelle case di riposo. Credo sia giusto proprio perché è una disposizione che diventa faticosa, lo vedo anche nel mio ospedale, no? La gente entra negli spazi dove appunto il rischio è minimo o comunque molto simile a quello della vita comune e quindi significa far perdere il valore dell'uso della mascherina, sicuramente fondamentale nell'RSA per gli operatori, per i visitatori, perché lì appunto ci sono e ci saranno i nostri nonni, un po' a volte purtroppo acciaccati. Piena discrezionalità avranno i medici di base e i pediatri nei loro studi e sale d'attesa. Quanto ai tamponi per l'accesso al pronto soccorso, anche qui la decisione spetta agli ospedali, quindi direzioni sanitarie e autorità regionali. Esentati dall'obbligo di mascherina bimbi sotto i 6 anni e persone con disabilità e difficoltà comunicative. Se l'ordinanza ministeriale faccia chiarezza o meno lo diranno le prossime ore. Intanto il presidente della regione fissa un principio generale. E bisognerà comunque fare ancora attenzione, nel senso che è fondamentale capire che comunque le infezioni, finito il Covid, sono sempre uno degli elementi che ci preoccupa di più, anche perché la sfida in sanità saranno le infezioni ospedaliere e l'antibiotico resistenza, quindi queste saranno le due grandi sfide per il futuro. Si celebra oggi la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e i dati relativi al primo bimestre 2023 spingono ad un'ulteriore riflessione sulle misure da adottare per evitare altre vittime. Secondo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, a fine febbraio 2023 erano 4 le province venete in zona rossa, ovvero con un'incidenza di mortalità più elevata rispetto alla media nazionale. Dopo Rovigo e Padova, al terzo posto Treviso, con 5,3 morti per milione di occupati a fronte della media regionale di 4,2. La Marca si trova ancora al terzo posto anche per quanto riguarda il numero di vittime nel primo biennio dell'anno, con 2 decessi. Per la CGIL, di fronte a questa emergenza, è necessario intervenire su 2 fronti. Ci devono essere le strutture che sono adibite alle verifiche, invece anche qua il governo ci sembra che passi la mano ai consulenti che dovrebbero garantire se il posto di lavoro è regolare e dall'altra parte bisogna effettivamente che ci sia una presa di coscienza da parte di imprese e di lavoratori che prima di privilegiare il prodotto va privilegiata la sicurezza. Numeri che portano ad intervenire anche i costruttori del Veneto. Con il presidente ANCE Paolo Ghiotti preoccupa il dato relativo all'aumento delle sanzioni, in base al quale emerge che 1/3 dei cantieri non è in regola, sottolinea Ghiotti. Ovviamente quando i cantieri non sono a norma è più facile che possano verificarsi infortuni anche mortali. Proprio per questo, continua, sono indispensabili attenzioni e professionalità che non possono essere lasciate al caso. Continuo a ribadire la necessità di selezionare un pochino le imprese. Non è possibile andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA, prendere a noleggio un camioncino e definirsi imprenditori. Ecco perché abbiamo spinto affinché ci sia una sorta anche di qualificazione delle imprese. E a proposito di vittime sul lavoro, a 2 anni esatti dalla morte di Mattia Battistetti, il 23enne travolto da un carico staccatosi da una gru in un cantiere di Montebelluna, domani alle 17 si terrà una passeggiata in suo ricordo. E CGIL, CISL e UIL hanno presentato la manifestazione organizzata davanti al Cafoncello per la festa dei lavoratori, per la festa del 1° maggio, una festa che guarda ai 75 anni della Costituzione italiana e che mette al centro il tema della salute. 1° maggio 2021 i sindacati decidono di celebrare la festa dei lavoratori davanti al Cafoncello per ringraziare gli operatori della sanità impegnati nella lotta al Covid. 2 anni dopo la manifestazione di CGIL, CISL e UIL torna nel piazzale dell'ospedale di Treviso, ma con un significato ben diverso. Siamo dentro un'emergenza ancora più grande perché la sanità oggi è in pericolo, troppa sanità privata, troppo poca sanità pubblica, le risorse non bastano più per sostenere la sanità pubblica, c'è bisogno di una nuova stagione di diritti universali e gratuiti per tutti. Se non c'è la sanità pubblica si muore, non si muore solo perché si perdono pezzi di ricchezza e di retribuzione, ma si muore perché non si hanno i diritti, non si possono tutelare i propri diritti. Emblematica la situazione che vivono molti anziani denunciata dai sindacati.
Troppi ne abbiamo oggi di pensionati che vengono nelle nostre sedi, ci dicono che non riescono ad ottenere tutele da parte della sanità pubblica, che sono costretti ad andare nel privato o a rinunciare a beni essenziali per la sopravvivenza perché devono curarsi. Per CGIL e CISL e UIL è necessario ridare dignità a chi lavora nella sanità pubblica e dettano le misure da mettere sin da subito in atto. Uno sviluppo occupazionale all'interno del mondo della sanità, che vuol dire non solamente il recupero di un turnover, ma avere un qualche cosa di qui, quindi politiche occupazionali incrementali, contratti di lavoro capienti che danno la possibilità a chi oggi entra nel mondo della sanità di non essere attirato dal mondo del privato, una giusta formazione per quanto riguarda anche la componente universitaria, la ricerca. Quella, in occasione della festa dei lavoratori, sarà la prima di una serie di mobilitazioni che sfoceranno nella grande manifestazione in programma a Milano il 13 maggio. In quell'occasione, spiega il segretario generale della CGIL Mauro Visentin, porteremo all'attenzione anche gli altri problemi che ruotano intorno al mondo del lavoro e le nostre possibili soluzioni, da un fisco equo a nuovi salari con un rinnovo dei contratti sia pubblici che privati che tengano conto dell'inflazione, senza dimenticare, conclude Visentin, l'annosa questione della precarietà. E a proposito di lavoro, si parla di deficit occupazionale, mancano 150.000 lavoratori in Veneto, 25.000 nella sola ristorazione, e nella giornata nazionale proprio della ristorazione sta già facendo discutere l'idea di un bar in pieno centro a Treviso, in Piazza dei Signori, che ha deciso di digitalizzare i camerieri, e presto al tavolo potrebbe arrivare un inserviente davvero particolare. Presto potrebbe essere lui a portarvi il caffè al tavolo, almeno ai tavolini di Piazza dei Signori, dove Luca Marton da anni gestisce il bar dedicato al film di Pietro Germi. Tecnicamente si chiama Food Runner Robot, ma tutti lo chiamano già il cameriere digitale, che Luca ha tutta l'intenzione di inserire tra i camerieri in carne ed ossa, che stanno diventando sempre più merce rara. È una cosa che noi riscontriamo negli ultimi 2 anni, perché la gente vuole avere più spazio per se stessa e quindi lavorare sabato e la domenica, le sere, compagnia bella. Ma non è perché ci sono pochi soldi? C'è uno stipendio troppo basso? Anche quello sicuramente il CNL non ci aiuta a valorizzare le ore serali e festive in cui nessuno vuole più lavorare. In attesa che qualcuno modifichi il contratto nazionale per dare maggiore soddisfazione ai camerieri umani, il titolare ha già programmato l'investimento, peraltro tutt'altro che leggero. A seconda dei modelli, per un pacchetto completo con programmi dedicati e punti mappati, si arriva anche a 50.000 euro. Costa di più una macchinetta del genere oppure assumere un dipendente? Una macchinetta del genere. Sarà un cameriere discreto e silenzioso, ma richiamando un po' i robot di Guerre Stellari, Luca Marton scherzando avvisa. Anche la spada laser per i clienti rompiscatole. Siamo alla cronaca. Sono stabili le condizioni del motociclista di 25 anni che ieri sera, dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta a Quinto di Treviso. La prognosi del giovane, ricoverato in terapia intensiva al Cafoncello, resta precauzionalmente riservata. Il Centauro, dopo lo scontro, era stato sbalzato dalla moto finendo in un fossato. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM, anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Ed è morto lo scooterista ferito nell'incidente avvenuto ieri in via Tommaseo a Padova. L'automobilista trevigiano che ha provocato il tamponamento rischia ora di essere indagato per omicidio stradale. Troppo gravi le ferite, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale il 56enne di origine cingalese che ieri è rimasto coinvolto nel tremendo tamponamento di via Tommaseo all'incrocio con la rotatoria di viale Codalunga a Padova. Lo straniero è deceduto dopo il ricovero in terapia intensiva dove era arrivato in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto ieri mattina, la vittima era in sella al suo scooter quando insieme ad un altro motociclista è stato violentemente tamponato da un'auto che arrivava da via Tommaseo. I 2 motociclisti erano fermi in attesa di affrontare la rotatoria, sempre molto trafficata. Sono stati sbalzati con violenza contro una Range Rover. L'automobilista, alla guida della Dacia Sandero che li ha colpiti, è un 61enne trevigiano che ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un malore mentre era alla guida e abbia così tamponato 2 motociclisti. Il 56enne cingalese ha avuto la peggio e ha riportato forti traumi. Il secondo motociclista invece ha riportato ferite più lievi. Era latitante da circa un anno l'ultimo capo di una banda specializzata nei furti ai tir in sosta. A Mogliano l'arresto della Polizia Stradale di Venezia in collaborazione con la Polizia tedesca.
La Polizia Stradale di Venezia ha arrestato l'ultimo presunto capo dell'organizzazione criminosa specializzata in furti ai danni degli autotrasportatori con la tecnica del taglioteli. Risultava latitante da circa un anno. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato di Venezia grazie al personale della squadra di polizia giudiziaria della sezione Polizia Stradale, era partita dal furto perpetrato nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2022 ad un tir fermo in una piazzola di sosta dell'autostrada A4 in territorio comunale di Mogliano. Era stato rubato un carico di 16 pallet contenenti abbigliamento sportivo del valore di circa 75.000 euro. La Procura della Repubblica di Treviso aveva emesso 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, la prima eseguita nel novembre del 2022 dal personale della Polstrada di Venezia, la seconda lo scorso 16 aprile in Germania attraverso un mandato d'arresto europeo. Dopo i vandalismi che hanno colpito le sedi delle associazioni di Dosson, ora è il momento della rabbia e dell'amarezza per un gesto che non ha spiegazioni. Questi sono ragazzi che hanno bisogno di essere sì aiutati, ma con il sacrificio loro, no? Che pretendono di essere aiutati per il bene e basta. Dopo i vandalismi, la rabbia. Le associazioni che hanno la loro sede nell'ex scuola di via Peschiere a Dosson di Casier la pensano tutte allo stesso modo. Hanno subito i danni, hanno trovato le loro stanze sottosopra, le porte sfondate. Oltre ai danni materiali, il disagio, perché non c'è una ragione in questo comportamento. Sono arrivato qui e naturalmente gli infissi di entrata, che sono gli unici che permettono di entrare ovviamente, erano tutti rotti e loro sono entrati. È stata una gratuità unica di cui non c'è giustificazione di nessun tipo, nessuna commiserazione. C'è chi ha subito la rottura degli strumenti musicali, chi come la Caritas il furto di buoni spesa per i poveri, che comunque sono stati bloccati e sono inutilizzabili. C'è anche la disponibilità ad aiutare questi giovani, perché c'è la convinzione che si tratti di una baby gang, a patto che escano allo scoperto. Queste persone hanno bisogno di essere aiutate, questo è vero, ma però devono chiedere aiuto alla luce del sole e non certamente di notte e magari in gruppo per farsi forza. E poi l'appello alle famiglie. Io penso che questi siano persone che sono all'interno della nostra collettività, non vengono dall'esterno, e quindi un appello va ovviamente alle famiglie e ai genitori che controllino meglio i loro figli, e io prego che questi genitori facciano lo sforzo, perché se facciamo lo sforzo tutti quanti riusciamo a recuperare la collettività. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono all'esterno della scuola. Siamo alla politica. Le minacce che ho subito sono una questione pubblica. Così Nicolò Rocco, candidato sindaco per Azione Italia Viva Futura, commenta i messaggi ricevuti da Francesco Cancian, segretario di Sinistra Italiana e candidato con Coalizione Civica. Forse, dice Rocco, chi doveva fare qualcosa non lo ha fatto. Questa vicenda è diventata pubblica perché io sono un candidato al Consiglio Comunale e perché il candidato sindaco, e dall'altra parte le minacce arrivano da un candidato al Consiglio Comunale. Ma se noi pensiamo che questi siano temi seri, quante minacce vengono ignorate soltanto perché le persone che le ricevono non sono note, non sono pubbliche? Allora, io voglio chiudere il prima possibile, però ha una rilevanza pubblica perché è evidente che abbia avuto una rilevanza pubblica e secondo me non tutti gli attori l'hanno proprio gestita nella maniera ottimale. Sono parole amare per quanto misurate quelle pronunciate da Nicolò Rocco, che rompe così il silenzio sulle nuove minacce ricevute nella giornata di mercoledì via WhatsApp dal candidato di Coalizione Civica Francesco Cancian, già segretario provinciale di Sinistra Italiana. Messaggi pesanti anche nei confronti della fidanzata di Rocco, sui quali sta indagando pure la Digos, e arrivati come un fulmine a ciel sereno 24 ore dopo le scuse dello stesso Cancian per altre frasi espresse via social contro Rocco con relativo ritiro dalla corsa elettorale. Troppo blanda, fa intendere il candidato centrista, la reazione di Coalizione Civica e di Giorgio Denardi, ma la questione non è più solo politica. Io credo che sia importante che ci sia, molta laicità di giudizio rispetto alle informazioni che ciascuno aveva, le informazioni che io posso avere oggi, perché noi leggiamo tutti i giorni di casi molto preoccupanti e rispetto a questi casi credo che ci voglia responsabilità nel capire se si poteva fare qualcosa per evitare che determinate situazioni avvenissero. Non citiamo la bontà e la cattiveria, non facciamo discorsi paternalisti, cerchiamo di capire di fronte al disagio mentale se c'è bisogno di un supporto professionale, non pacche sulle spalle, perché il disagio mentale è una cosa seria. Se una persona ha un cancro
non si dice che quella persona è buona o cattiva, se ha una depressione non è debole, se ha una schizofrenia non è buona o cattiva. Ragioniamo perché anche la salute mentale merita il rispetto che deve avere a partire dal lessico. Io non ho altro da dire su questa vicenda. Il centro sociale Django occupa per 2 giorni una casa Ater e lo fa come provocazione contro la politica abitativa che non accontenta le famiglie in difficoltà. Vediamo la situazione in via Ronchese. Un gesto forte per attirare l'attenzione sull'emergenza casa in piena campagna elettorale. È un'azione simbolica ma anche molto pratica, quella del centro sociale Django, che con una quindicina di attivisti ha occupato un appartamento Ater di via Ronchese. Abbiamo liberato una casa, dicono nel loro linguaggio. Questo è un appartamento dell'Ater vuoto da molti anni, come molti altri di città. Ormai la politica dell'Ater è quella o di lasciare vuoti gli appartamenti oppure di metterli all'asta, e per noi questa cosa è irricevibile, considerando il fatto che ci sono centinaia di famiglie in condizioni di emergenza abitativa che si sommano a tutte quante quelle altre persone che fanno fatica ormai a pagare gli affitti che ci sono sul mercato. È un'azione così, nel pieno della campagna elettorale, significa anche un appello ai candidati perché mettano al centro dei loro programmi la politica della casa. Sabato un'assemblea pubblica nel cortile dell'appartamento occupato, quindi lo lasceranno libero, così hanno annunciato gli attivisti. Proietteremo 3 documentari che parlano appunto della condizione abitativa, 2 della condizione abitativa in Italia e 1 anche della lotta che c'è stata a Berlino contro tutto il processo di gentrificazione e turistificazione che ha reso gli affitti molto più alti. E poi lasceremo l'appartamento. Questa appunto è un'azione dimostrativa per rimettere al centro del dibattito pubblico il problema dell'abitare. Oltre 200 solo nel comune di Treviso le famiglie in emergenza abitativa e 84.000 case vuote in tutta la Marca. Sono i numeri ricostruiti da Django, che parla anche di 945 euro d'affitto per un bilocale di 70 metri quadri. Ma sul tema dell'emergenza abitativa e della questione casa e bagarre tra PD e Lega, nel corso della nostra prima edizione lo scontro tra i consiglieri uscenti Riccardo Barbisan e Stefano Pelloni. Io non vorrei stupire nessuno, ma se questa occupazione sarà temporanea e non sarà violenta, io anche ringrazio chi l'ha fatta. Nel senso che portare la luce su un tema così importante come quello dell'emergenza abitativa, come sul fatto che ci sono coppie giovani che pur lavorando in 2 non trovano un affitto decente o addirittura non trovano neanche la casa, ecco, su questo io cosa vuole che le dica? Posso essere contrario? Ecco. Posso rispondere che il Comune di Treviso in questi 5 anni ha continuato e implementato le politiche abitative su quelli che sono i propri appartamenti. È un tema che è a Treviso drammatico. Oggi ci sono 125 circa alloggi disponibili di proprietà del comune ristrutturati che non saranno assegnati. Sei sicuro che sono tutti di proprietà del comune intanto? Sono di proprietà del comune. L'Ater li sta rendendo disponibili. Gli ultimi 25, 100 sono sicuramente di proprietà del comune, che sono liberi, che non verranno assegnati prima del 2023, della fine del 2023, perché abbiamo ricominciato con una nuova graduatoria, perché quella del 2019 0 assegnazioni, zero assegnazioni. Sì, ma ti ricordi che c'è stata un'indagine? Cioè, sì, ma non c'entra un'indagine. No, non l'indagine ti è stata interessava quando la utilizzavi per gettare discredito sul comune. No, adesso non ti interessa che abbiamo fatto una nuova graduatoria perché la nuova fosse tutto trasparente. A dicembre 2023. Da qui al dicembre 2023 ci saranno 125 appartamenti liberi che nessuno utilizzerà perché la graduatoria sarà disponibile a novembre o dicembre 2023. Perché per estrema trasparenza l'abbiamo fatto, visto che c'era un'indagine. Ma avete governato dal 2018 a oggi siamo nel 2023. Tu cosa hai fatto? 0 case. Tu cosa hai fatto prima? Cosa ho fatto? Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, partiranno a migliaia da Treviso per l'adunata nazionale degli alpini in programma a Udine dall'11 al 14 maggio.
Saranno quasi 10.000 gli alpini che dalla provincia di Treviso partiranno per la 94esima adunata nazionale, in programma dall'11 al 14 maggio a Udine, dove sono attese per la sfilata 90.000 penne nere da tutta Italia. Gli 89 gruppi della sezione di Treviso, che da sola come città conta 10.000 iscritti, si stanno già organizzando da mesi. Sarà una grande festa allargata a familiari e amici. C'è chi si muove singolarmente, chi arriva organizzando degli accampamenti per il gruppo o per i raggruppamenti, cioè un insieme di più gruppi. Chiaramente è tutto coordinato dal comitato organizzatore della Dunata. Ci saranno una serie di aree attrezzate con servizi igienici e illuminazione. Ognuna ospiterà al massimo 400 persone in un raggio di 15 km dal centro di Udine. Poi sono previsti degli alloggi collettivi e anche delle aree camper diciamo nel centro urbano, chiaramente tutto coordinato da chi sta organizzando. Questa è la prima adunata veramente senza alcuna limitazione Covid. Lo scorso anno a Rimini, nonostante alcune limitazioni che sappiamo, la sezione di Treviso ha presenziato con circa 1500 persone alpini. Quest'anno io penso che supereremo quella cifra di gran lunga. Le adunate sono anche l'occasione per farsi conoscere e spingere sul reclutamento per garantire un ricambio generazionale difficile per tutti. Coinvolgere i giovani è una sfida. I giovani comunque partecipano e cerchiamo di renderli partecipi della nostra vita associativa in varie forme, per esempio le attività di volontariato o anche quelle di protezione civile. Quindi questo è un impegno che noi abbiamo e che ci siamo dati per anche garantire quello che noi chiamiamo il futuro associativo. E adesso andiamo a Cima d'Olmo perché alle 21:15 andrà in scena la sfilata di Amiche per la Pelle. In passerella le storie, la bellezza, la forza di chi ha affrontato l'esperienza del tumore al seno. Sfilata che potrete seguire in diretta a partire dalle 21:15 qui su Antenna 3. Vedo pronto il nostro Lucio Zanato tra le modelle, immagino, Lucio, che si stanno preparando. Sì, Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, ci stiamo preparando, anzi si stanno preparando a quella che è la sfilata delle Amiche per la Pelle. Manuela Tonon, vieni qua. Allora, racconta velocemente questa sera cosa vedranno i nostri telespettatori. Questa sera sarà una serata bellissima perché siamo qui in attesa di iniziare la sfilata. Le nostre ragazze sono quasi pronte, però non hanno naturalmente i vestiti. Queste sono tutte ragazze che hanno una storia importante alle spalle. Quindi sarà una serata di energia, di simpatia, ma anche di prevenzione. Assolutamente sì, ma tanta positività, perché dopo la battaglia che si vince, si può rinascere e si può ripartire e fare addirittura una sfilata. E quindi vi aspettiamo tutti tra un po', va bene? Ecco, 21:15, Antenna 3 in diretta e diciamo insieme: Amiche per la Pelle! A te, Francesca! Grazie Luce, grazie a queste modelle davvero speciali per portare le loro storie in passerella. Pomeriggio speciale, quello di domani per i piccoli ricoverati nell'oasi di pediatria del Cafoncello. Un pomeriggio in musica con i vincitori del concorso nazionale Le Note nel Cuore, organizzato dall'associazione La Musica di Angela. La Musica di Angela finanzia progetti di musicoterapia dal 2015 in memoria di nostra figlia Angela, che abbiamo perduto nel 2013. Però voi fate anche un concorso canoro. Sì, abbiamo un concorso canoro che si svolge annualmente, è diventato nazionale da 3 anni perché arrivano da tutta Italia, quindi siamo molto soddisfatti e contenti di questo. Ecco, questa esibizione ci sarà domani. Sì, domani inizieremo con i cantanti che si sono esibiti nella finale junior, quindi saranno i nostri ragazzi e bambini che si esibiranno per altri bambini, cioè per la pediatria. È un piccolo evento chiuso al pubblico, ma che dà la possibilità almeno a chi è ricoverato di avere un po' di tranquillità. Ecco, qual è l'obiettivo della vostra associazione? La nostra associazione è quella di dare sostegno, fondamentalmente. Noi con Angela abbiamo avuto 10 anni di sofferenza, anche noi familiari, con lei. E quindi sappiamo cosa significa vivere purtroppo in ospedale. Ecco che allora cercare di aiutare bambini e quindi i loro familiari è un modo meraviglioso per ricordare nostra figlia Angela. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia.
Ritrovato senza vita il 50enne di Fonzaso che era uscito di casa senza più fare rientro da alcuni giorni. Su richiesta dei carabinieri il soccorso alpino di Feltre è intervenuto in località Pedesalto per recuperarne il corpo. I soccorritori hanno raggiunto il luogo indicato alla base di un dirupo dove l'uomo era caduto lungo un sentierino di accesso alla condotta dell'acqua. Hanno ricomposto e imbarellato la salma per poi trasportarla fino al carro funebre. Virale in queste ore il video di un lupo immortalato intorno alle 7:30 del mattino mentre azzanna la carcassa di un cervo nel prato di un hotel in centro ad Auronzo di Cadore. Il predatore non ha dimostrato particolare preoccupazione né per il fatto che fosse giorno né per la presenza di persone come quelle che lo hanno sia fotografato che filmato. Dopo aver cercato inutilmente di trascinare via la preda, il lupo si è allontanato scomparendo nel bosco. L'accaduto si spiega con l'avvicinarsi agli abitati da parte degli erbivori che vi trovano cibo più facile e più buono da consumare, che porta inevitabilmente anche lo scendere verso valle dei loro predatori naturali. Immagini davvero incredibili. Parliamo adesso di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro da effettuarsi da qui al 2025. Comincia un percorso in collaborazione tra Spisal e aziende. In occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, lo Spisal di Belluno si è attivato avviando un percorso di formazione che ha avuto come primi interlocutori gli operatori della logistica. Ultimamente si sono verificati parecchi infortuni in questo comparto, soprattutto perché c'è stato un aumento di attività legato soprattutto al commercio web online e quindi sono aumentate le richieste di merci direttamente a domicilio. Il progetto si svilupperà in 3 momenti diversi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza nei posti di lavoro. Il progetto andrà a verificare le condizioni di igiene e sicurezza nelle ditte della logistica. Dopo la fase informativa ci sarà una fase di assistenza che durerà qualche mese, dove le ditte si potranno rivolgere al servizio per chiedere le informazioni che ritengono opportune, e seguirà poi la fase di vigilanza che presumiamo inizi verso fine anno. Dopo la logistica, altri 2 comparti saranno interessati. Sono previsti ulteriori 2 progetti dalla Regione Veneto. Gli altri 2 progetti saranno il progetto legno e il progetto metalmeccanica. Servono più medici specializzati e non, e più infermieri, un tema che emerge anche dalla conferenza dei sindaci. Momento interlocutorio per la conferenza dei sindaci della provincia di Belluno, con all'ordine del giorno la valutazione annuale di qualità ed efficacia dei servizi sociosanitari a fronte della prematura scomparsa del direttore generale dell'ULSS 1 Belluno Dolomiti. In memoria di Maria Grazia Carraro è stato infatti rispettato un minuto di commosso silenzio. Abbiamo chiesto alla Regione, anche per rispetto della scomparsa della direzione generale, di la valutazione, avere una proroga almeno di 30 giorni. Entro il mese di maggio ci ritroveremo per fare la valutazione. Un mese di tempo per fare il punto sulla situazione, anche se un dato evidente e penalizzante è quello dell'endemica carenza di personale sanitario. Sicuramente ci sono delle criticità, sappiamo che la carenza di personale sanitario ci ha fortemente penalizzato e siamo coscienti di questo, e questo comporta ovviamente delle criticità che noi tentiamo di gestire al meglio. Il lavoro da fare è comunque tanto e non mancano né i progetti né le prospettive. Cerchiamo di migliorare quello che sarà stato fatto nel 22 e nel proposto nel 23 migliorativo. Insomma, noi abbiamo tante idee, anche perché c'è il processo dell'ingresso dell'ambito sociale, quindi l'ATS, e è tutta una partita da condividere e poi cercare di dare una risposta ancora più forte al territorio. Verrà presentata nel prossimo Consiglio Comunale una mozione a firma dei consiglieri Vignato, Samaria, Costa, Olivotto, Bavasso, Candeago e Nicolini, che avrà come oggetto la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali, rifacendosi all'iniziativa Caro Sindaco Trascrivi, lanciata da Più Europa e Radicali Italiani. Con essa si richiede ai prefetti di recepire la sentenza numero 38.162 della
Corte di Cassazione, in quanto non è ancora garantita la trascrizione degli atti di registrazione di figli nati a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero in paesi in cui è legale. Con questa mozione il sindaco verrà invitato a far trascrivere entrambi i nomi dei genitori nelle registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali, chiedendo al Consiglio Comunale di sollecitare unitariamente il Parlamento affinché discuta e approvi la legge in materia di stato giuridico di questi bambini, al fine di tutelare l'interesse del minore di avere due genitori. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre stabile, il tempo si mantiene buono sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 28 aprile. Sul Veneto tanto sole inizialmente, poi nuvolosità via via più diffusa, più compatta sui settori alpini e prealpini, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature stazionarie minime tra 2 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino avremo un ampio soleggiamento, col passare delle ore più nubi un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti tra i 18 e i 20 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui si prevede un'alternanza di sole e nubi. Il tempo si manterrà comunque asciutto. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.